Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, siamo al Vinitaly 2010, non potevamo non cominciarla con chi ha guidato l'agricoltura fino ad oggi in Veneto, Franco Manzato, mi viene ancora da dire vicepresidente di Regione Veneto, ora comunque neoeletto consigliere regionale, domani chissà. Allora, che Vinitaly è? È un Vinitaly che vuole essere aggressivo perché in un momento di crisi comunque il vino di qualità d'Italia, ma soprattutto del Veneto, vuole essere ancora testimone importante delle grandi produzioni, della qualità appunto, ma anche testimone di una volontà di rilancio molto forte del settore. In crescita, Manzato, anche l'interesse dei media stranieri verso questo Vinitaly, verso le nostre produzioni. Ce n'è uno in particolare che in questo Vinitaly 2010 segna una svolta. Mi riferisco alla nuova Prosecco di OCG e al nuovo consorzio Prosecco DOC. Sì, sono due elementi importanti. Uno che tutela le denominazioni di origine controllata, quindi il Prosecco DOC nei territori più ampli rispetto a prima, e poi la DOCG che è il passaggio fondamentale per esportare poi la qualità, l'eccellenza di questo prodotto che sta avendo una grande fortuna, ma che deve essere accompagnato dalle istituzioni. Grazie a Franco Manzato per questa testimonianza. Nel frattempo le immagini che stavamo guardando insieme sono quelle che vedono distruggere queste bottiglie, sono i falsi made in Italy, i falsi vini che si spacciano per italiani, per veneti, si spacciano molte volte proprio per Raboso, per Prosecco, ma andiamo a leggere bene le etichette così riusciremo meglio a consumare con consapevolezza. Noi ci fermiamo qui e tra poco ancora tanto Vinitaly 2010. La marca trevigiana fa rete e traccia la strada per il distretto enogastronomico d'eccellenza, firmando il protocollo d'intesa che vede uniti Provincia di Treviso, Unascom Confcommercio, Coldiretti, Ice Veneto, il gruppo di ristoratori della marca trevigiana e il consorzio Marca Treviso. L'idea è quella di dar vita ad un programma coordinato dove l'enogastronomia sia il moderno elemento di valorizzazione del territorio, delle produzioni e delle tradizioni. Ai nostri microfoni le prime impressioni dei firmatari dell'accordo siglato al 44esimo Vinitaly. Lo sviluppo di questo territorio deve passare anche attraverso una valorizzazione dell'enogastronomia, di tutto ciò che è tipico, di tutto ciò che ha a vedere con il nostro territorio. La filiera è corta, è una filiera di produzione direttamente, come dicevo prima, dall'azienda agricola trevigiana alla ristorazione, a garanzia della tipicità e della cultura del nostro territorio. Questo è il primo passo per guardare poi al turismo, alla nostra presenza sul territorio e anche le tante qualità che abbiamo che dobbiamo saper vendere meglio. Abbiamo 6 mesi per buttare giù un programma dove fare un lavoro tutti insieme e quello deve essere rispettato. Ci siamo perché questo è un territorio che vale la pena di promuovere e vale la pena di spendere verso un turista, quel turista che ama la nostra gastronomia, i nostri vini e il nostro territorio. Turismo gastronomico, promozione dei prodotti tipici locali, formazione per lo sviluppo di professionalità del settore e conseguenti ricadute economiche. Sono queste le linee guida del neonato distretto enogastronomico trevigiano che pensa già a come varcare i confini nazionali. Ed eccoci, siamo al Vinitaly come anticipato da Luca. Io sono alla prima tappa di questo mio tour al 44esimo Vinitaly e ho deciso di iniziare, come tradizione vuole, proprio dalle colture. Sono venuta a trovare Alberto Ruggeri. Buongiorno, benvenuto. Benvenuta a voi, ciao Gloria. Allora Alberto, un anno nuovo, un 2010 denso di novità anche per le colture. Azienda che tradizionalmente coltivava Prosecco DOC e da quest'anno? Quest'anno c'è un grosso cambiamento e un bel passaggio di testimone, perché passiamo a DOCG, il Prosecco DOC di Valdobbiadene diventa Valdobbiadene DOCG. È un premio questo che viene dato alla tradizione, alla cultura e alla storia di questa gente che ha sempre creduto in questo prodotto. Cambiamo il nome del vitigno perché non si chiamerà più Prosecco ma diventerà Vitigno Glera, e il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene passa all'apice della legislazione italiana, è il massimo riconoscimento dato a un vino italiano, la DOCG appunto, e sarà contrassegnato da questa fascetta di Stato appunto che verrà immessa su ogni bottiglia appunto della DOCG. È la
testimonianza che questo prodotto effettivamente arriva da questo territorio ed è proprio il valore aggiunto che Valdobbiadene dà al vino stesso. Voi tra l'altro, se non vado errato, avete anche strutture ricettive, quindi c'è la possibilità non solo di conoscere il vino ma la zona di produzione. Senz'altro, infatti c'è questa possibilità e questa opportunità, la chiamo io, che viene data a tutti coloro i quali vogliono visitare la nostra zona, sia essi clienti oppure no, di soggiornare presso la nostra struttura ricettiva che si chiama Prime Gemme. È una struttura che offre il servizio di bed and breakfast e su prenotazione anche è possibile pranzare o cenare. Ecco, se dobbiamo dare brevemente le vostre etichette di punta, quindi i punti di forza dell'azienda. Beh, allora quella sicuramente che ho in mano, che è il nostro fiore all'occhiello e su cui ci piace sempre coccolarlo come figlio, che è il Prosecco Valdobbiadene di OCG Kruner, che è la versione più amabile e anche più richiesta nel mercato italiano, e aggiungerei poi un altro fiore all'occhiello, sono i due fiori, che è il Cartizze. E quindi fate un salto alle colture, non perdete l'occasione. Noi, Alberto, ti ringraziamo, ti auguriamo chiaramente buon lavoro, perché per voi questo è anche lavoro oltre che passione, e io passo la linea a Luca Pinzi. E continua allora questa avventura al Vinitaly 2010 e proprio iniziando questa puntata non volevamo farci mancare una vera degustazione di questa manifestazione. Chi poteva farla? Beh, Dino Marchi, presidente di AIS Veneto, Associazione Italiana Sommelier. Ciao Dino, allora possiamo dire che Vinitaly è stato questo qui del 2010? Beh, prendiamolo con ottimismo, proprio perché in fin dei conti la gente è ancora curiosa, la gente è numerosa e del resto nella curiosità va a ricercare quel qualcosa di nuovo che noi tante volte attendiamo. È stato il Vinitaly del Prosecco. A microfoni spenti mi dicevi sì, c'è la nuova DOCG di Valdobbiadene, di Conegliano Valdobbiadene, ma c'è anche la nuova DOCG del Prosecco di Asolo, dei Colli Asolani. Beh, noi l'abbiamo vissuta di prima persona, quindi abbiamo vissuto questo entusiasmo che è chiaramente motivo per essere contenti proprio perché alla fine ci si crede in un prodotto in territorio, ci si crede nella possibilità che questo prodotto venga identificato solo con il nome del territorio, quindi penso sia una nuova prospettiva che in fin dei conti può cambiare letteralmente anche il consumo del Prosecco. Parliamo di due progetti di AIS Veneto. Il primo riguarda un concorso al suo secondo anno, quindi che piano piano cresce, per premiare le carte dei vini, le migliori carte dei vini dei ristoranti. Possiamo dire chi ha vinto quest'anno? Beh, sì, lo possiamo anche dire, perché per noi il primo ristorante, o la prima carta dei vini fra le selezioni è stato premiato il ristorante Gellius di Oderzo. Quindi tanti complimenti all'equilibrio, alle emozioni che ci può dare quella carta attraverso il fatto che è proporzionata alla proposta e quindi anche alla ricercatezza dei piatti che si fanno in quel ristorante. Ed ascoltandoti, Dino, già ci fa venire voglia di partecipare ai corsi AIS, che sono 3, ed il primo, che piace molto, proprio spalanca le porte sul mondo del vino. Io lo chiamo formativo perché ci cambia la mente. In fin dei conti a tanti nostri soci chiedo come eravate prima di iniziare con la vostra curiosità, come vi sentite in questo momento. E il primo indubbiamente è una pietra, è un mattone, è una fondamenta ben precisa per poter in qualche modo allargare le menti, e quindi anche l'educazione va fatta. Grazie a Dino Marchi, grazie ad AIS Veneto. Noi ci fermiamo qui e tra poco Gloria Tessarolo ci racconta un'altra pagina di questo Vinitaly 2010.